Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. La settimana scorsa vi ho fatto vedere questo laser qua e che cosa riesce a fare. Oggi invece vediamo gli upgrade a mio avviso indispensabili per alzare decisamente la qualità del vostro lavoro. Molti laser, specialmente quelli a CO2, utilizzano un sistema chiamato Air Assist. In breve sarebbe un piccolo flusso d'aria sparato direttamente sul pezzo esattamente dove viene colpito dal laser. Questo qua principalmente ha due funzioni, quella di raffreddare il pezzo e quella di mandare via il fumo che in piccola parte ma comunque va a sporcare il pezzo. Facendo varie ricerche ho scoperto che esistono tanti tipi e modi di fare questa modifica con l'Air Assist. Quello più semplice che ho trovato è stato piegare un piccolo ago e sparare l'aria lateralmente sul pezzo. Questo metodo qui a mio avviso ha solo un piccolo punto critico, che è quello di spostare il fumo in modo laterale, quindi anche se in minima parte va comunque a sporcare il nostro pezzo. Facendo poi varie ricerche ho scoperto il laminar flow o regime laminare. In fluidodinamica si parla di flusso laminare o di regime laminare quando il moto del fluido avviene con scorrimento di strati infinitesimi gli uni sugli altri senza alcun tipo di rimescolamento di fluido, neanche su scala microscopica. Il flusso è governato dalle forze viscose ed è costante nel tempo. Noi non andremo ad approfondire troppo questo concetto, ma in descrizione trovate tutti i link per documentarvi. Questo qui è un pezzo del nostro Air Assist. Semplifichiamo molto questo concetto dicendo che soffiando dentro qua l'aria uscirà da questo nozzle in modo turbolento. Utilizzando invece il laminar flow uscirà un flusso costante e diretto che aumenta notevolmente l'efficacia di questo sistema. Se tra di voi ci sono poi dei saldatori a TIG professionisti sapranno sicuramente meglio di me che per la torcia a TIG esistono degli accessori per mandare il flusso di gas in modo costante e diretto proprio utilizzando il laminar flow. Questo qui va sicuramente ad aumentare la qualità della vostra saldatura. Se poi tra di voi c'è qualcuno che ne sa di più di questo argomento qui, lo prego di commentare se ho detto qualcosa di sbagliato in modo da costruire una discussione costruttiva per tutti su questo affascinante argomento. Ma ora torniamo al nostro progetto. Scoperto questo magnifico laminar flow, ho cercato online per vedere cosa riuscivo a trovare e ho trovato un ragazzo su Thingiverse che ha disegnato un nozzle laminar flow per il vecchio modello del laser Ortur. Quindi ho preso spunto da lui per ridisegnarlo tutto completamente, adattarlo e migliorarlo per questo laser qui. Quello che ci manca adesso è solo provare a stamparlo e fare dei test. LGU mi ha mandato questa nuova stampante, la Mars 3, con il nuovo bundle Wash and Cure. Adesso li apriamo perché ci serviranno nel progetto di oggi. Ah, ma dai, c'è una... Ah, giustamente ho quello con la spina americana, che quindi dovrò andare a prendermi un adattatore. A differenza dell'altra stampante, che è questa qua verde che ho, che è la Mars 2, dovrebbe avere di diverso l'area complessiva, il volume di stampa leggermente più grande, oltre che avere un monitor monocromatico da 4K, quindi definizione sicuramente più alta rispetto a quella mia vecchia, oltre al fatto che il sistema Wash and Cure non è una macchina che funziona bene, per carità non ho mai avuto problemi. Sicuramente avere una stazione di lavaggio e una sicuramente avere una stazione di lavaggio e una di asciugatura o di cura, come preferite, è sicuramente meglio. Rispecchia un po' le stampanti un po' di fascia pro tipo la Formlabs, che viene venduta anche quella lì con le macchine separate. Altra differenza che ho notato nel piatto di cura è il fatto che anche sotto la stampa ha dei leddini, invece della precedente che aveva un palo centrale che rifletteva solo dritto, qua ne ha due e oltre neanche uno sotto il piatto, quindi riesce a prendere bene, dovrebbe funzionare tutto da qua. Mentre
questa vascone qua che tiene fino a 7 litri di alcol è veramente gigante. Dovrebbero starci entrambi i piatti, ecco, vedi che si appoggia qua, 1 e 2 per le varie stampanti, e anche il piatto della Saturn che è quello grande. Poi non so se avete visto, ma mi sembra di aver fatto un post su Facebook, stanno per lanciare anche una stampante che si chiama Jupiter, lanciata proprio adesso a settembre, che sarà gigantesca con una risoluzione di 8K. Faranno una campagna Kickstarter, se trovo il link ve lo metto qua sotto, perché a comprarla lì si risparmia più della metà, mi pare, invece da $1.300 una cosa come 500, quindi vedo se riesco a mettere le mani anche su quella lì. Ora non ho le spine, quindi piccolo break, adesso vado a comprare gli adattatori americani e un bel po' di alcol a questo punto. Allora, sono riuscito a trovare tutto, sia l'adattatore per la spina americana, ho dovuto girare 4 posti per trovarlo e alla fine ce l'avevo, i cinesi qua a fianco a me, e l'alcol purtroppo non ho trovato altro se non questo a 90 gradi, e questo per le zanzare che mi stanno ammazzando. E vai, wow, sciccheria questa. Oh. Dai! Oh. Quello sbagliato. L'ultimo tentativo. Oh. Questa qui è la stampantina, direi che mi piace di più come è uguale all'altra per via di materiali, scocchine varie e altro. Decisamente mi piace di più. Adesso sistemo un attimo tutto e facciamo subito una prova. Bella però, che pezzo! Stampe non sono venute bene, bisogna rifarle. Oh, durissimo, cavolo. Ok, seconda prova finita. Come vedete ho stampato 3 di ogni pezzo, mettendoli in configurazioni diverse per vedere qual è quella che dà il miglior risultato di stampa, e ci sono già dei difetti che vedo in questa e in questa, che non capisco perché va storto. Cioè questa qua stampata dritta per dritta a un certo punto piega, e lo stesso coso lui a fianco, questo qua che piega. Se voi sapete dirmi come mai, vi ringrazio. Allora, questo pezzo qui è venuto meglio. Effettivamente non ci ho pensato che mettendolo così con i 2 pezzi qua, questo avrebbe immagazzinato all'interno della resina e non mi sembra troppo preciso all'interno, mentre questo inclinato la resina scola giù. Mentre per quanto riguarda proprio questo qua dell'Air Assist, questo qui fatto così mi sembra il migliore, però non capisco perché è venuto curvo a bananina. Allora, questo mi sembra il migliore. Devo solo un po' levigarlo qua sopra, ma questo
è il pezzo giusto. Questo qua, oltre ad essere venuto storto, è anche completamente chiuso. Bisogna ricordarsi che si fanno robe cave, orientarli con uno scolo. Anche questo fallito. Questo qui ha una piccola bolla lì, non so se si riesce a vedere, nella capsula, chiamiamola capsula, nella cupola qua sopra, all'interno ha degli aloni. Questo invece è leggermente storto, piega in giù, non so perché. Quindi i due quotati per oggi sono stati loro, stampato così e stampato così storto. Ok, vediamo almeno se fitta. Sì, sembra, aspetta che è dal lato sbagliato. Perfetto, figo. Allora, per installare il tutto si va qua su un lato e dovete soltanto mollare questa via. Ci mette questo che si incastra preciso e si restringe. Questo qua tanto si fitta dentro bello preciso. E abbiamo il nostro Air Assist. Una prova. Ora non c'è altro se non mettere questo qua, lo andiamo ad attaccare alla nostra pompetta. La pompetta in questione è una classica da acquari che vi lascio in descrizione insieme al tubo. Ok, penso di aver risolto e di essere pronto per fare un primo test. Di sicuro non è perfetto il pezzo perché è ancora un po' stortino, devo capire bene l'inclinazione da metterlo in stampa, però ci siamo, vai col primo test. Per 20. Su cosa lo testiamo? 4 passaggi e facciamo occhiali. Purtroppo non esce neanche il raggio, non è dritto e se non è dritto il raggio non esce. Comunque l'effetto che fa è proprio carino, cioè il fatto che si illumina tutto così, tutto di blu, però non sta tagliando niente. Molto probabilmente dall'odore ha bruciato la resina. Lì dentro qua ha fatto anche un po' di condensina, ho bruciato qua la punta perché il raggio dovrebbe passare lì in centro e uscire, ma non lo fa. In teoria funziona, bisogna solamente riprogettarlo un attimo, cioè allargare un attimo il buchetto, ma proprio una roba di mezzo decimo, ma neanche, roba di centesimi proprio, perché non voglio mettere viti o stringerlo, voglio che fitti bene così. Si ritorna al computer, progettazione e di nuovo stampa, quindi ci vediamo con il prossimo giro di stampe. Queste dovrebbero essere le parti finite. Questo qua è sicuramente la migliore in assoluto. Precisa, dritta, funziona. Mamma. Fitta precisissimo. E così noi abbiamo l'Air Assist in un modulo compatto e tutto separato dal resto della macchina. Porca che momento! Tutto questo ingombro dell'Air Assist non dà nessun fastidio alla fine, perché comunque l'altezza di messa a fuoco è comunque più alta, cioè, ci sarà un buon 1,5 centimetri, 2, anche di più. Ora facciamo una prova con un taglio senza Air Assist, uno con Air Assist e uno a metà. Si cambia così vediamo un attimo cosa fa. Via! Non ho pulito la lente prima di montarlo e comunque il laser esce dritto precisissimo, quindi capiamo se senza Air Assist intanto funziona. Però cazzo di ventilatore si vede chiaramente un po' di schifetto, un po' di acetone. Ok, occhialato, frame, 4 passaggi massimo, via. Siamo un ciclista. Vi faccio solo vedere la differenza tra lente sporca e lente pulita, perché magari riscontrate anche voi questo problema qui e lo risolvete solo pulendo, ecco. Lente pulita a destra, lente sporca a sinistra. Ed è il tratto che è grande. Ok. Wow! Avrà tagliato? Di sicuro stessi passaggi, prima non l'ha tagliato, adesso ma proprio questione. Ma dai, ma che cazzo di taglio!
È perfetto. Test taglio multistrato senza air assist. Eccolo qua. 9 passaggi. Eccolo qua. Bene, mi sono accorto che un altro di quegli upgrade fondamentali per questo laser è costruire una base a nido d'ape. Questo per quale motivo? Così il raggio laser, quando andrà a ritagliare dei pezzi che siano di legno, evitano di battere su una superficie piana e comunque andranno a bruciare sotto, anche se abbiamo installato l'air assist. Questo ci permette di avere un taglio completamente pulito e perfetto su tutte e due le facce. Quindi sono andato a comprare questo materiale qui al brico qua vicino e adesso proviamo a costruire una bella struttura che tenga e supporti tutta questa rete, perché si piega ovviamente. Testiamo allora questa che va a mettersi perfettamente così e l'area è 40 x 50, mentre l'area di lavoro del laser è 40 x 40, quindi ci siamo perfettamente. Mettiamo un pezzo di questo a casissimo. Perfetto. Precisa dietro e precisa anche davanti, zero beccatura. Tac. Quindi di lavoro, soprattutto per l'air assist, ce n'è stato molto, ma ne è sicuramente valsa la pena, perché è un upgrade questo che decisamente ti fa fare un passo in avanti per i tagli precisi e puliti che riesci a fare. La griglia sicuramente è stato un progetto semplice, dovrò fare altri test in futuro per capire se ci sono delle problematiche rispetto a comprare una base in nido d'ape. Sicuramente un pro dal mio punto di vista è il prezzo, visto che mi è costata solamente 25 euro di materiale, mentre per comprarla ti vanno via almeno 100 euro circa. Se vi interessa invece l'air assist che ho progettato per il laser della Ortur, lo trovate qua sotto in descrizione nel mio shop. Vi lascio sia il file STL già con i supporti, così dovete solo metterlo dentro il vostro slicer per la vostra stampante e mandarlo in stampa. Quelli lì sono tutti i test che ho fatto questa settimana qua per capire l'inclinazione migliore per avere il risultato perfetto. Inoltre vi lascio anche l'STL con il laminar flow e un STL senza laminar flow, così potete fare anche voi vari test, modificarlo, fare degli aggiornamenti o fare i vostri dovuti test. Se questo contenuto vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel pollice in su, e se avete qualche suggerimento o consiglio da dare, sotto qua ci sono i commenti. Io ringrazio sempre i Patreon per il loro grande supporto e do benvenuto a Luca come nuovo sostenitore. Noi invece ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.